Presidente Mura, 2 vittorie a inizio stagione, poi 2 sconfitte che hanno fatto leggermente calare l'entusiasmo. Cosa è successo contro Albino e contro Milano anche in casa? Ma assolutamente, l'entusiasmo non è sceso per niente, noi sappiamo quello che è il valore delle nostre ragazze, abbiamo una squadra molto giovane, quindi i peccati di inesperienza si pagano, però c'è da dire anche questo, che sia contro Milano che contro Albino la squadra è rimasta sempre in partita, perché sia con Milano siamo andati a -1 a 15 secondi mi sa dal termine della partita, ad Albino abbiamo bucato letteralmente il terzo tempo, poi la squadra si è ripresa, però fa parte da quello che, avendo una squadra così giovane, è normale che ci possono essere anche questi cali di concentrazione e a questi livelli si pagano, è ovvio. Ha avuto una settimana in più per preparare questo derby, il CUS causa rinvio per terremoto della trasferta di Orvieto, inizio di campionato un po' particolare anche quello del CUS, una vittoria all'esordio contro la Mercede, poi 2 sconfitte anche abbastanza larghe nel punteggio, però probabilmente questa dirigenza un po' se lo aspettava, è un po' l'anno zero del CUS questo. Beh, insomma, siamo sempre stati in partita nelle nostre sconfitte, anche la partita contro Sanga, fino a 5 alla fine eravamo lì a 4 punti, 6 punti, quindi sono entrate larghe nel finale, proprio nel finale della partita, e forse un po' di calo di concentrazione, un po' di mancanza di esperienza. Anche noi abbiamo una squadra molto giovane, siamo ripartiti da zero, stiamo investendo molto sul settore giovanile, stiamo sperando di far ricrescere anche il basket femminile sardo del locale con le nostre giovani, e abbiamo preso alcune figure esterne come esperienza, quindi per il momento anche noi siamo abbastanza soddisfatti, il nostro obiettivo comunque rimane sempre quello della salvezza e in questa ottica stiamo andando avanti. Non possiamo negarlo, sarà il derby di Cinzia Arioli, per 7 anni protagonista con il CUS Cagliari, quest'oggi torna da avversaria, le sensazioni, chiedo come l'avete accolta insomma? Bene, è stato il nostro capitano per tanti anni, è stata la nostra leader qui a Palazzetto Palacus, oggi la vediamo forse la prima volta come avversaria, sarà una sensazione strana vederla con la maglia diversa, avremo un occhio di riguardo perché conosciamo molto bene la giocatrice e sicuramente è uno dei punti di forza del Selargius. Presidente Mura, abbiamo parlato di Cinzia Arioli, partita ovviamente particolare per lei. Nel pre-partita coach Stajko ha tenuto particolarmente, tra virgolette, a pungolare Ana Ljubenovic, che può dare qualcosina in più con le sue doti tecniche, con la sua leadership, ha sofferto in questo inizio di campionato soprattutto dei problemi fisici. Sì, sicuramente, Anna non si discute, non ha avuto un avvio di stagione brillante proprio, ma penso dovuto a questi che sono i suoi acciacchi, però la sua presenza in campo si sente sempre, non solo in campo ma anche negli allenamenti, perché Anna come Cinzia ovviamente sono seguita sia anche dalle più giovani e quindi per noi è un valore aggiunto. Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Palacus di Cagliari, quinta giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile girone, allora derby dopo praticamente 20 anni tra CUS Cagliari e San Salvatore Selargius, 2 squadre a caccia di riscatto dopo delle sconfitte registrate negli ultimi turni, ma ne avremo modo di parlare nel corso di questa telecronaca. Prima c'è da elencare i 2 starting 5 scelti dagli allenatori. Iniziamo dalla formazione di casa, il CUS Cagliari che si schiera con Federica Alesiani in cabina di regia, assieme a lei ci sono Rachele Niola, Elena Ricciardi, Angela Dettori e Julita Bungaite. Invece per il San Salvatore Selargius è andata a intercettare questo pallone Ana Ljubenovic, assieme a lei in quintetto Anna Lussu, Ada De Pasquale, Cinzia Arioli ed Elia Gagliano. Cinzia Arioli proprio in questo istante in possesso del pallone, attesissimo ex ben 7 anni nelle fila del CUS Cagliari, cui è stata anche capitano per lunghissimi anni. Nel corso dell'estate ha scelto di sposare il progetto tecnico del San Salvatore. Il pubblico del Palacus non l'ha però dimenticata, gli ha tributato un lungo applauso al momento della presentazione delle squadre. San Salvatore in attacco, punteggio che ancora non si è sbloccato qui al Palacus. De Pasquale con qualche problema per eseguire la rimessa e infatti scade il cronometro dei 5 secondi. Coach Fabrizio Stajko non è contento del modo in cui le sue ragazze hanno
buttato al vento questa rimessa in attacco. Allora il Cus che può tornare in zona offensiva, Lesiani ha già chiamato lo schema pollice, scambiato il pallone con Riccardi, ora sul lato destro dell'area c'è Niola, il pallone sporcato dalle mani di Anna Lussu, inesauribile motorino del San Salvatore Selarus, oltre che capitano, rimessa dal fondo per il Cus. 9:15 per chiudere il primo quarto, ancora non si è segnato, canestri inviolati al Palacus, il consegnato di Bungaite per Alesiani, poi il pallone per Dettori fuori dall'arco, un tiro sbagliato e non di poco. L'ultima a toccare a rimbalzo era Rachele Niole, allora si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del San Salvatore. Alesiani va ad allungare un po' la difesa del Cus di coach Marcello Ibba. Dicevamo Cus fino a questo momento una vittoria all'esordio su questo campo contro la Mercede Alghero e 2 sconfitte contro Sanga Milano e Fassi Albino. Nell'ultima giornata, lo scorso weekend, la scorsa domenica, la formazione universitaria non ha potuto giocare la propria partita, lo avete sentito anche nella copertina di presentazione assieme al team manager Sorbellini, a causa del terremoto che purtroppo sta continuando a martoriare il centro Italia. Ancora da stabilire la data in cui si giocherà Orvieto e Cus Cagliari, ovviamente anche un danno economico per il sodalizio rossoblu che aveva già raggiunto il centro di Orvieto per giocare appunto questa partita. Un danno, come detto, non da poco per le magre finanze delle squadre sarde nel campionato di A2 femminile. Devono sempre fare i conti con duri costi delle trasferte. Torniamo intanto a seguire la partita con Cinzia Rioli in possesso del pallone. Fuori dall'arco c'è Ljubenovic che prova a battere Bungaite dal palleggio, il suo tiro in corsa è sbagliato, strappa il rimbalzo Elena Riccardi che subisce anche il fallo di Ada De Pasquale, trattenuta, e questa l'indicazione da parte degli arbitri agli ufficiali di campo. 8:13 e ancora non si continua a sbloccare il risultato al Palacus. 0-0 il punteggio, forse anche un pizzico di tensione come è normale in qualunque derby, sta un po' bloccando l'attacco delle due squadre. Il tasso agonistico comunque è assolutamente rilevante fin da queste primissime battute. Bungaite porta spalle a canestro Ljubenovic, si fa largo anche con mezzi non proprio leciti, finisce poi con il commettere anche infrazioni di passi, spostando, strisciando il piede perno. Palla persa ancora dal Cus, indicazioni di coach Ibba all'indirizzo di Bungaite. Non abbiamo elencato quelli che sono i due arbitri, si tratta di Giovanni Roca e Pietro Rodia, entrambi di Avellino. Anna Lussu in possesso del pallone, ferma il palleggio con qualche problema, ora non riesce a trovare lo scarico all'indirizzo di Gagliano, torna miracolosamente in possesso del pallone, poi in ritardo lo scivolamento difensivo di Angela Dettori che viene immediatamente punita dalla coppia arbitrale. Riesce pure in una situazione intricata Lussu a trovare un fallo praticamente dal nulla. Intanto indicazioni abbastanza energiche di coach Staico all'indirizzo di Delia Gagliano. Gagliano, altra ex di questa partita, lo scorso anno protagonista in A1 con il Cus Cagliari, in un'annata a dire il vero per lei molto condizionata dai problemi fisici. Tanto Anna Lussu ha mandato a segno il primo libero, 2-2 dalla lunetta, e allora finalmente si sblocca il risultato al Palacus. 2-0 in favore del San Salvatore. 7:30 per chiudere il primo quarto. Alesiani dal palleggio, il blocco di Riccardi che poi si apre fuori, l'intercetto da parte di De Pasquale che riesce in qualche modo a servire Arioli, contropiede per il San Salvatore, qui Gagliano fatica ad addomesticare il pallone, allora svanisce la possibilità di 2 punti facili per il San Salvatore. De Pasquale 1 contro 1, si appoggia al vetro, canestro di puro talento per la giocatrice classe 1995 Campana, terza stagione per lei al San Salvatore. 4-0 il punteggio. Riccardi, il tiro dalla media distanza mandato a segno, Riccardi che fa esplodere il pubblico di casa. Riesce anche il Cus allora a sbloccarsi a questo punto del match. 6:45, Lussu in possesso del pallone. Ljubenovic vuole andare da Cinzia Rioli che mette un po' di ordine, affrontata da Niola, esce dai blocchi Anna Lussu, il blocco di Ljubenovic, qualche sbracciata di troppo forse da parte di Bungaite nella circostanza precedente. Qui con il passo d'incrocio Anna Lussu manda al bar Alesiani, si guadagna un altro fallo
coach Staico chiedeva il fallo, lamentava proprio l'occasione precedente con Bungaite che ha spinto via usando un po' troppo le braccia su Ljubenovic. 2 liberi ancora per Anna Lussu. Primo libero a segno per il capitano del San Salvatore, che trova così il terzo punto della sua partita. Anna Lussu, giocatrice classe 1985, un'autentica bandiera del San Salvatore. Qui fa 2 su 2, 6-2 il punteggio, dicevamo, di Lussu. 5,5 punti di media nel corso di questo campionato. Qui è già arrivata a quota 4. Intanto ottimo primo passo per Riccardi, non riesce a tenerla la difesa del San Salvatore. Allora fallo anche in favore della formazione di casa, che non potrà ovviamente tirare dalla lunetta, si dovrà accontentare di una rimessa dal lato di cui si incarica Rachele Niola. Le indicazioni ancora da parte di coach Ibba. Il pallone per Riccardi, la difesa forte di Gagliano, sporca il pallone Lussu che poi si lancia velocissima a recuperare questo pallone. Sarebbe stato un autentico miracolo per lei. Alesiani era in netto vantaggio e ha controllato l'uscita del pallone oltre la linea di fondo. Intanto alza la pressione il CUS, qualche problema per la rimessa alza la pressione il San Salvatore, qualche problema per la rimessa del CUS. Niola in qualche modo è riuscita a portare il pallone nella metacampo offensiva, pallone poi sporcato, dunque rimessa dal lato, ma prova ad alzare il volume della radio in difesa il San Salvatore. Qui Niola riceve il pallone per la rimessa, prova a smarcarsi Alesiani che riceve in questo istante la difesa da parte di Lussu che la fa indietreggiare, pesta con il piede la linea di metacampo. Alesiani non se n'era nemmeno accorta, torna troppo indietro sulla pressione però di Lussu, che dunque seppur in maniera indiretta riesce a recuperare un pallone proprio contro Alesiani. Alesiani che è una giocatrice specializzata in recuperi, pensate, seconda nel girone per palloni recuperati di media, a quota 4. Intanto passi evidenti per Delia Gagliano, in questa circostanza non ha approcciato nel migliore dei modi questo match la giocatrice algherese, che qui va a spiegarsi con Arioli. Sempre 6-2 il punteggio in favore del San Salvatore, 5,54 per chiudere il primo quarto. Ancora schema pollice chiamato da Federica Alesiani, il pallone fuori per Dettori, buona la partenza contro De Pasquale, si appoggia al vetro e va a segno anche Angela Dettori. 2 punti importanti per la giocatrice reduce dalla promozione in A1 con la OMC Broni. È tornata al CUS nel corso dell'estate, sta avendo spazio Angela Dettori, fin qui a segno con 6,3 punti di media, a cui aggiunge anche 3,3 rimbalzi. Intanto palla recuperata e in attacco il CUS. Qui Niola aveva lo spazio per tirare, preferisce poi lo scarico. Niola specialista difensiva, molte volte un po' rinunciataria però in zona d'attacco, ha il talento anche per proporsi in zona d'attacco. Dall'altra parte fermato fallosamente l'attacco del San Salvatore con Ada De Pasquale, stavolta potrà andare in lunetta. 4-6, lo ripetiamo il punteggio. De Pasquale in lunetta, 2 punti fino a questo momento per lei. Gli altri 4 del San Salvatore sono stati realizzati tutti dalla lunetta da parte di Anna Lussu. Primo libero realizzato per Ada De Pasquale, giocatrice come detto classe 95, campana, nativa di Santa Maria Capua Vetere, terzo anno al San Salvatore. Continuo crescendo le sue prestazioni, 7,7 punti di media in 23 minuti, 2 su 2, 8-4. Dunque il San Salvatore che doppia il CUS con il passaggio consegnato di Niola all'indirizzo di Dettori, ferma il palleggio e poi torna da Niola che poi si fa sporcare il pallone alle sue spalle. C'è stato il tocco da parte della difesa e rimessa dal fondo dunque per la formazione universitaria. Tanto pubblico, ci fa piacere sottolinearlo, qui sugli spalti del Palacus. Il derby ha richiamato davvero tantissimi appassionati. Intanto Riccardi a segno con la tripla, torna sul -1 il CUS. Ha iniziato molto bene questa partita Elena Riccardi, già a quota 5 punti realizzati sui 7 totali del CUS. Qui va dentro velocissima Anna Lussu e
trova il canestro del nuovo +3 nei momenti più importanti. Il capitano si fa sempre sentire con le sue doti di leadership e anche di 1 contro 1, ovviamente, come avete visto nella circostanza precedente. Qui qualche problema fisico purtroppo per Angela Dettori, che non sembra in grado di proseguire il gioco, probabilmente un colpo al fegato sembra essere questo il problema accusato. Ovviamente speriamo non si tratti nulla di grave per lei. Al suo posto è entrata in campo con la canota numero 12 Jennifer Bertucci, giocatrice anche lei del 95, nativa di La Spezia, lo scorso anno a Viareggio in A2. In attacco il Cus, palla dentro per la ricezione profonda di Bungaite, che per poco non trova il gioco da 3 punti. Usa molto bene il fisico Julita Bungaite contro Delia Gagliano, costretta al fallo. Ancora problemi allora per la giocatrice algherese, secondo fallo già della sua partita, e allora a occhio e croce direi che ben presto arriverà il momento di Manuela Brusa, che proprio in questo istante sveste la sopramaglia e farà il suo ingresso in campo. Intanto Bungaite a segno con il primo libero, avrà ancora una chance, -2 Cus, che diventa, anzi che rimane -2, 1 su 2 per Julita Bungaite. 4:14 ancora da giocare nel corso del primo quarto, +2 San Salvatore, consegnato di Arioli per Lussu, ancora Lussu dal palleggio, bel taglio qui, backdoor per Gagliano, che trova l'equilibrio per realizzare il canestro del +4 San Salvatore. 12:8 qui, ben eseguito il taglio da parte di Gagliano, che ha trovato così i primi 2 punti della sua partita. Dall'altra parte airball per Riccardi e interruzione del gioco con il cambio dunque eseguito da coach Staico. Esce Gagliano in campo con la canota numero 3 Manuela Brusa. 3 minuti e 48 ancora da giocare nel corso del primo quarto. De Pasquale dal palleggio, si alza Brusa, che però non può ricevere il pallone. Ancora Ljubenovic, finta il tiro, presa in consegna da Bungaite, l'attacca partendo da lontano, un po' in ritardo Bungaite, che non è veloce come la slovena a livello di primo passo, costretta al fallo. Dunque ci sarà rimessa dal fondo per il San Salvatore, primo fallo della partita di Julita Bungaite. De Pasquale a eseguire la rimessa, il fischio arbitrale a sancire la ripresa del gioco. Prende il pallone Anna Lussu, poi Arioli, fuori in punta c'è De Pasquale, 1 contro 1 qui, fermata molto bene dall'intervento difensivo di Bertucci. Voleva un fallo che però non arriva ad De Pasquale. Qui buona la partenza anche di Niola, che prende la linea di fondo, blocca il palleggio, torna fuori da Alesiani, sale Bungaite per il blocco, ancora un blocco di Bungaite che riceve il pallone lontano da canestro. Arioli qui 2 contro 1, si deve prodigare contro 2 avversarie, non arriva il canestro dalla lunga, si tuffa poi Niola per recuperare questo pallone e viene premiata dalla Freccia, che assegna il pallone ancora al Cus, giocatrice di intensità difensiva Rachele Niola, che qui è andata a recuperare un pallone importante. Intanto è pronto un altro cambio per coach Fabrizio Staico, entrerà in campo Francesca Russo. Prima però ci sarà un time out, a chiamarlo è stato appunto il San Salvatore. Rimessa dal lato per il Cus, Alesiani a eseguire, si smarca fuori dai blocchi Niola, che però subisce lo scippo da parte di Anna Lussu, che si lancia in contropiede, per poco non trova il gioco da 3 punti. Azione difensiva davvero importante qui per Anna Lussu, che è andata a eseguire un furto con scasso ai danni di Rachele Niola, poi lanciata in contropiede a testa bassa, ha trovato il fallo che la porterà in lunetta per altri 2 tiri liberi. Sbaglia il primo però Anna Lussu, 4 punti finora nella sua partita, diventano 5 con il secondo libero mandato a segno. 13:8 più 5 San Salvatore, miglior marcatrice della partita, anzi nelle fila del San Salvatore Anna Lussu fino a questo momento. Intanto fischio arbitrale con il fallo che è stato commesso in questo caso ai danni di Bungaite, spinta secondo gli arbitri, altra rimessa dal fondo in favore del
Cus Cagliari, quarto fallo di squadra questo per il San Salvatore. Invece dal prossimo si andrà a tirare Alesiani a eseguire la rimessa, si smarca e riceve Riccardi, prova ad alzare la pressione Brusa, poi ancora Alesiani, presa in consegna dopo il cambio difensivo da Brusa, che non può tenere però il suo passo velocissimo, ha già recuperato il San Salvatore. Dall'altra parte errore per Russo, errore poi anche per Annalussu, che si divora un canestro che sarebbe stato molto importante per il San Salvatore per dare insomma un primo scossone a questa partita. Altro recupero con Ljubenovic, stavolta difende bene la formazione Selargina, lancio lungo per Arioli, di tocco dentro per Brusa che si protegge con il ferro e realizza il canestro del 15-8. È infuriato coach Marcello Ibba, costretto a chiamare time out. Più 7 San Salvatore, 2 minuti e 11 secondi per chiudere il primo quarto di gioco. Rimessa dal fondo per il Cus Cagliari, sotto di 7 lunghezze, 15-8 il punteggio. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di questo primo quarto di gioco. Alesiani in un angolo per Bertucci, che ha lo spazio per il tiro da 3 punti ma lo sbaglia. L'ultima a toccare a rimbalzo è stata Bungaite, buono qui il lavoro di tagliafuori da parte di Brusa. Rimessa dal fondo già eseguita scusate, da Arioli all'indirizzo di Francesca Russo, miglior marcatrice in queste prime 4 partite del San Salvatore, a quota 18,2 di media. Intanto altre difficoltà difensive per il Cus, che qui si perde sul blocco. Manuela Brusa a segno con altri 2 punti, 17-8 ora il punteggio, più 9 per il San Salvatore, dicevamo di Francesca Russo, 18,2 di media, sesta miglior marcatrice della A2 e seconda, pensate, in tutta la A2 per punti al minuto, dietro a Federica Iannucci di Marghera. Intanto altro canestro da parte del San Salvatore, che sta dando una spallata importante alla partita, ora sopra di 11 lunghezze sul 19-8. Qui spinge Bungaite su Ljubenovic e altra palla persa dal Cus, che ha spedito sul parquet Canalis, ma che è pronto a eseguire altri 2 cambi. Tornano Niola e Dettori, escono Bertucci e Alesiani. Coach Ibba non è contento, secondo fallo per Julita Bungaite, cambi anche nelle fila del San Salvatore, che ha avuto molto in uscita dalla panchina da parte di Manuela Brusa. Esce Ljubenovic fino a questo momento a segno con un punto e al suo posto è entrata in campo, meglio è tornata in campo Ada De Pasquale. Difesa ora a zona per il Cus, tiro dalla lunga sbagliato da parte del San Salvatore, recupera Canalis che poi si lancia in transizione, chiamato lo schema da parte di Claudia Canalis. Qui perde però il controllo del pallone sulla pressione di ben 2 avversari. Ancora problemi per il Cus, che davvero non riesce a trovare lucidità in questo momento della partita. Russo 1 contro 1, perde però la maniglia, recupera Dettori, in qualche modo si lancia in contropiede. Dettori preferisce poi attendere l'arrivo delle compagne, chiamato lo schema a pollice. Dettori riceve poi il passaggio consegnato da parte di Riccardi. Dettori dentro da Bungaite, corpo a corpo con Brusa che cade a terra. L'ultimo tocco è stato il suo, rimane in zona offensiva il Cus. 7 secondi soltanto per chiudere questo primo quarto, più 11 San Salvatore, in virtù soprattutto di una difesa molto aggressiva che ha permesso di recuperare davvero palloni in quantità industriale. 7 secondi dicevamo per l'ultimo attacco della formazione universitaria. Si va da Bungaite, poi ancora da Canalis che si prende la tripla molto in anticipo. Attenzione perché c'è lo spazio per l'ultimo tiro del San Salvatore con Arioli, che per poco non infila una tripla pesantissima. Allora, dopo i primi 10 minuti di gioco al Palacus davanti c'è il San Salvatore sul punteggio di 19-8. Si torna a giocare al Palacus, il San Salvatore è avanti in maniera abbastanza netta dopo i primi 10 minuti di gioco e ora prova a spingere ancora sull'acceleratore con Ada De Pasquale in possesso del pallone, sceglie Russo
sul perimetro russo, attaccata da Niola, la batte col primo passo, va dentro, arriva però in soccorso di Niola, Bungaite si lotta a terra ora con Brusa che riesce a dare nuovamente il pallone fuori all'indirizzo di Lussu, aveva pochissimo tempo, aveva anche tra l'altro pescato un jolly clamoroso da quasi 9 metri praticamente, gioco che era ovviamente fermo. Erano scaduti 24 secondi, si rimane così dunque con il San Salvatore in vantaggio sul punteggio di 19-8. Alesiani, Niola, Bungaite, Dettori e Riccardi in quintetto per le universitarie. Lussu, Ljubenovic, De Pasquale, Russo e Gagliano invece, anzi Brusa invece per il San Salvatore. Qui Riccardi si allontana da canestro, si appoggia poi al vetro e realizza la giocatrice comasca classe 1982, arrivata nel corso dell'estate al CUS dalla Maddalena Vision Palermo assieme a Julita Bungaite. Intanto si butta dentro Ljubenovic che però sbaglia, il pallone rimane in possesso del San Salvatore che ha molta più energia in questo avvio di partita. Lussu con tanto spazio per il tiro da 3 punti, lo sbaglia, tap out di Alesiani, recupera ancora Russo, terzo extra possesso in fila per il San Salvatore, anzi secondo extra possesso per il San Salvatore. Ljubenovic con il tiro comodo ma sbagliato ed eccolo che arriva anche il terzo extra possesso, poi De Pasquale un altro errore, Brusa per il quarto possesso in fila del San Salvatore. Qui spreca un po' il pallone ma gli ultimi istanti di partita la dicono lunga anche sul tasso di fisicità differente in campo in favore del San Salvatore, oltre che ovviamente lo abbiamo già sottolineato più di una volta sul tasso di aggressività nettamente opposto che stanno dimostrando le due compagini fino a questo momento. Intanto c'è stato un fallo su Julita Bungaite, rimessa dal fondo per il CUS, secondo fallo anche per dovrebbe trattarsi di Manuela Brusa nelle fila del CUS. Coach Ibba discute con la sua panchina, non è contento delle risposte delle sue giocatrici sotto sul punteggio di 19-10. A eseguire la rimessa dal fondo ci sarà Federica Alesiani. Prima di riprendere il gioco c'è da asciugare il parquet, allora c'è tempo anche per vedere quelli che sono gli altri appuntamenti di questo quinto turno del campionato di Serie A2 femminile. Castelnuovo Scrivia contro Carugate, Bolzano contro Milano, Geas contro Orvieto, Costa Masnaga contro la Mercede Alghero, ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. È l'unica formazione sarda senza punti, la Mercede, che si è però rinforzata nel corso della settimana. Chiudono il quadro la sfida tra Empoli e Albino e quella tra Crema e Virtus Cagliari. Virtus che va a cercare il riscatto dopo una pessima prestazione come quella della settimana scorsa, sabato scorso, in casa a -26 contro Costa Masnaga. Intanto fuori dai blocchi spara la tripla e la sbaglia, e la Alesiani per il CUS. Ora Ljubenovic dall'altra parte per Anna Lussu. Russo qui scambia ancora con Lusso, gira il pallone nell'attacco del San Salvatore, creato lo spazio per il tiro da 3 punti, sbagliato da De Pasquale, ancora un rimbalzo in attacco per Francesca Russo. Ljubenovic buona la partenza, perde un po' il controllo del pallone, allora va da Lussu, il passaggio in angolo per De Pasquale, 1 contro 1, deve scaricare per Brusa. Qui buona la difesa anche da parte del CUS che ha indotto alla palla persa il San Salvatore. Alesiani dal palleggio, su di lei la pressione furiosa da parte di Lussu che poi si perde però completamente l'avversaria, va dentro con grande rapidità. Interessante il duello tra Lussu e Alesiani, che sono per certi versi giocatrici non molto diverse, basano entrambe gran parte del proprio gioco sulla rapidità e sulle capacità in possesso del pallone. Qui Brusa si deve difendere dall'attacco di Riccardi, poi spara dalla lunga distanza ancora Lussu, il tap out che permette a Lussu ancora di recuperare il pallone, sempre prima sui palloni vaganti il capitano del San Salvatore. Ora Russo prova a giocare l'1 contro 1, prende il centro dell'area, il suo tiro piazzato però non va a buon fine, si sbaglia molto in questa fase centrale del secondo quarto. 19-12 in favore del San Salvatore, con il CUS che sta provando lentamente a ricucire. Angela Dettori tra poco
tornerà in campo nelle fila del CUS, intanto anzi Dettori che era già entrata in campo in precedenza. Indicazioni ora di coach Ibba all'indirizzo di Riccardi, cambio nelle fila del San Salvatore, esce Lussu che ha speso tanto in questa ultima fase del match, torna in campo Cinzia Arioli, abbiamo detto attesissimo ex di questa partita, rimessa dal lato con Niola che andrà a eseguire. Altra pausa della partita, c'è da sistemare qualcosa probabilmente al cronometro della partita, 6:36 per chiudere il match. Ripetiamo il punteggio, 19-12 in favore del San Salvatore. Weekend intenso questo sui nostri schermi, quelli di DirectaSport.it. Non solo il basket femminile ma anche il calcio, il futsal, in particolare nella giornata di domenica, diretta da Sydney. Il Cnusa Sin è impegnato in casa nel big match della Serie A Elite contro il Kick-Off, partita che seguiremo con il nostro Roberto Carta in telecronaca assieme a Mauro Farris. E poi calcio di eccellenza sempre nella giornata di domenica, servizio diretta esclusiva Orrolese Calangianus, sfida valida per l'8ª giornata del massimo torneo regionale di calcio. Intanto probabilmente è serio il problema al tavolo degli ufficiali di campo, c'è ancora da sistemare qualcosa, deve essere qualcosa di grosso, perché gli arbitri decidono in questo istante di sospendere momentaneamente la partita. Problema risolto e allora si può tornare a giocare qui al Palacus. Il CUS è sotto di 7 lunghezze contro il San Salvatore. Riccardi da 3 punti ancora a segno, canestro importantissimo perché permette al CUS di riportarsi sul fiato, col fiato sul collo del San Salvatore. 15-19, ora -4 per le universitarie. Linea di fondo di De Pasquale, controllata bene da Dettori, si va da Russo in reverse, gran canestro qui per l'ex giocatrice di Battipaglia e Salerno. 21-15, risponde subito il San Salvatore dopo questo momento di piccolo appannamento consegnato di Alesiani per Niola, che porta il pallone sul versante opposto dove agisce Angela Dettori. Mano destra per Dettori, controllata qui bene da Ana Ljubenovic. Il pallone su un lato per Alesiani che cercava poi di andare in ricezione profonda da Bungaite che si attarda troppo nel pitturato e viene colta in infrazione di 3 secondi. Palla persa dal CUS. 5:45 ancora da giocare nel corso del primo tempo, sempre più 6 in favore del San Salvatore con De Pasquale che porta il pallone in zona d'attacco. Russo reclamava il pallone, non riceve, però sale ora in punta la giocatrice ex Salerno, si fa vedere anche fuori dai blocchi Cinzia Arioli, spalle a canestro ora Ljubenovic, sporca molto bene il pallone Bungaite e allora può partire la transizione del CUS con Niola. Mano destra per Niola, lo scarico buono per Dettori, ottima la partenza di Dettori che fa secca Arioli, però sbaglia poi il piazzato qui. Brusa vuole fare tutto da sola, rischia di perdere il pallone. Dettori cerca un po' troppo il pallone, viene sanzionata con il fallo personale da parte della coppia arbitrale. Cambio per coach Ibba, esce Dettori ed entra in campo Bertucci. Molto arrabbiata Angela Dettori che viene scortata nell'uscita dal campo da Bungaite per evitare magari di subire anche un fallo tecnico. Dovrebbe essere il secondo fallo fino a questo momento per Angela Dettori. Cerchiamo anche il conforto delle statistiche. Intanto attacca il San Salvatore con De Pasquale, costretta allo scarico per Arioli, attende il blocco di Brusa, mano sinistra per Arioli che va in un angolo da Ljubenovic fuori ancora per Arioli, primo passo bruciante, poi arresto e tiro airball. Tocca il pallone, riesce a salvarlo Brusa, ma il cronometro dei 24 secondi era scaduto e allora si rimane così, sempre più 6 San Salvatore. Partita che nuovamente si è fatta equilibrata. 4:43 per chiudere il secondo quarto. Bertucci consegnato per Alesiani, ancora Bertucci che si apre per il tiro da 3 punti, secondo ferro. Qui il San Salvatore dorme un po' a rimbalzo e allora permette al CUS ancora di attaccare. Alesiani velocissima, sceglie il corridoio di penetrazione con la mano sinistra e va a realizzare
il canestro del -4 Cus. Intanto si alza dalla panchina Michela Laccorte nelle fila del San Salvatore che riceve anche un fischio arbitrale amico ora con Russo. Intanto esce De Pasquale ed entra in campo, come detto, Michela Laccorte. In lunetta Francesca Russo per il San Salvatore, fino a questo momento protagonista con 4 punti, 2 su 4 da 2 e 3 rimbalzi, se non ricordo male tutti offensivi nel corso della sua partita. Abbiamo già detto miglior realizzatrice nelle fila del San Salvatore, realizza il tiro a cronometro fermo, 23-17 in favore del San Salvatore, 4-13 per chiudere il secondo quarto. Alesiani, il pallone ora per Bertucci, riceve Riccardi, uno sguardo dentro, è accoppiata con Brusa, si torna fuori da Alesiani, mano destra sul blocco, prende l'arresto e tiro, lo manda a segno ancora Alesiani, il faro vero e proprio nell'attacco del Cus a questo punto della partita. Sesto punto per la playmaker classe 97 arrivata in estate dalla Spezia. 19-23, nuovo -4, prosegue questo elastico al Palacus. 3:40 Arioli, spazio per il tiro da 2, stavolta lo manda a segno, anche un gesto di stizza Cinzia Arioli che trova così il suo primo canestro dal campo nel corso di questa partita. Un po' di difficoltà per lei al tiro fino a questo momento, 1 su 3 e 0 su 2 da 3 punti, 1 su 3 ovviamente da 2 punti. Intanto errore e poi fuga in contropiede per Russo, fermata con il fallo che permetterà al San Salvatore ovviamente di mantenere il possesso del pallone. Terzo fallo di squadra per il Cus, rimessa da zona difensiva di cui si incarica Michela Laccorte. Si fa vedere Russo che vuole ricevere questo pallone, va ad attaccarla Rachele Niola, chiamata lo schema testa ora dal San Salvatore, si apre e riceve Ana Ljubenovic fuori dai blocchi. Ora c'è Cinzia Arioli, sale anche il livello dei decibel ora al Palacus con Michela Laccorte che prova a prendere il centro dell'area, scarica fuori per Brusa, arresto e tiro per Brusa, secondo ferro, più attiva di tutti Michela Laccorte che però non riesce a mantenere il pallone in campo, rimessa dal fondo. Allora per il Cus si alza nuovamente dalla panchina Delia Gagliano che farà il suo ritorno in campo. Esce Manuela Brusa, staffetta tra lunghe nelle fila selargine. 2:57 prima dell'intervallo lungo, sempre più 6 in favore del San Salvatore, 25-19 ora il punteggio. Niola in possesso del pallone, si smarca e riceve Riccardi qui con un braccio esterno un po' pericoloso su Arioli, attacca ancora Riccardi che cede la sfera per Niola, mette palla per terra Niola, lo scarico è buono per Bungaite, il tiro di Bungaite con mano morbida non trova però fortuna. Allora ha recuperato il pallone Arioli, prova a correre ora il San Salvatore con Delia Gagliano che va a spalle a canestro, trova un canestro in semigancio la giocatrice ex Mercedes Agghero è proprio Cus Cagliari. Nuovo a lungo San Salvatore allora sul 27-19 con questo canestro realizzato da Delia Gagliano. Riccardi avrebbe lo spazio per il tiro da 3 punti, non si fida della sua mira che questa sera però è molto buona. Riccardi a segno già con 2 triple nel corso di questo match. Intanto sta per scadere il cronometro di 24 e scade con Bungaite che non riesce a trovare il tiro, dicevamo, di Elena Riccardi. 1 su 2 a dire il vero, non 2 su 2, ricordavo male, al tiro da 3 punti per la giocatrice ex Battipaglia e Torino tra le altre. Attacca il San Salvatore con Gagliano, ferma il palleggio Gagliano, si va da Francesca Russo, il giro sul perno, il pallone poi fuori per Laccorte che è una tiratrice da 3, stavolta però non lo dimostra granché, tiro cortissimo che si spegne oltre la linea di fondo. 27-19, punteggio che non cambia, sempre più 8 San Salvatore, 1 minuto e mezzo per chiudere il secondo quarto. Alesiani in possesso del pallone, ora Riccardi contro Gagliano, si torna da Alesiani, il pallone in angolo per Bertucci, attaccata da Russo,
cerca di affrettare le operazioni Alesiani perché il cronometro dei 24 sta per scadere nuovamente, persa un pochino su gioco a 2 Alesiani, la sua tripla è sbagliata, sbaglia poi anche Bertucci dopo il rimbalzo d'attacco, qui bello il dietro schiena di Arioli che poi viene fermata fallosamente dalla difesa del CUS Cagliari. 1 minuto 5 secondi al termine del secondo quarto con Cinzia Arioli che potrà andare in lunetta con 2 liberi, 2 punti finora nella sua partita, 1 su 3 da 2, 0 su 2 da 3, 2 rimbalzi e un assist. Queste sono le sue statistiche. In precedenza è stato comminato un fallo antisportivo e allora ci saranno 2 liberi più possesso, il primo però non va a segno per Cinzia Arioli, esperta giocatrice nativa di Magenta che probabilmente quest'oggi è tradita da un pizzico di emozione comprensibilissima. Qui fa 0 su 2 Arioli, cambio nelle fila del CUS, esce Bertucci, anzi c'è una indecisione al tavolo, non si sono capiti gli ufficiali di campo e coach Marcello Ibba che aveva in maniera praticamente inavvertita chiamato time out e dunque interruzione del gioco, più 8 San Salvatore, 1 minuto 5 secondi per chiudere il secondo quarto. Gioco che è ripreso al Palacus con il possesso nelle mani di Cinzia Arioli, cerca e trova fuori Ana Ljubenovic, si fa vedere Francesca Russo che è diventata in un amen la miglior realizzatrice del San Salvatore a quota 8 punti, qui sbaglia dopo l'1 contro 1 Ljubenovic, interessante davvero il suo duello con Bungaite, Alesiani dal palleggio, non trova il varco giusto per andare in penetrazione, allora decide di riniziare il blocco di Bungaite che le apre davvero un mar rosso nel pitturato del San Salvatore, arriva però l'errore per Alesiani, qui l'accordo con un passaggio un po' particolare per Ljubenovic che non può andare al tiro, anzi si trattava di Cinzia Arioli, poi piazzato per Russo, secondo ferro per lei, prova a scappare in contropiede velocissima Alesiani, arriva per prima sul pallone l'accordo che guadagna anche la rimessa laterale, 14 secondi dunque per chiudere il secondo quarto, è San Salvatore che potrà andare fino in fondo con questo possesso gestito dalle esperte mani di Cinzia Arioli. Sale Gagliano per il blocco, mano sinistra per Arioli che ha visto un varco, subisce la stoppata di Riccardi che si accusa del fallo a 5 secondi dal termine del secondo quarto, fallo che manderà in lunetta Cinzia Arioli con 2 tiri liberi. Primo fallo della partita di Elena Riccardi che va a stringere la mano anche al direttore di gara, aveva protestato per un solo istante dopo il fallo commesso. E ancora in lunetta Cinzia Arioli, vediamo se ha rotto il ghiaccio la giocatrice del San Salvatore, qui realizza il suo terzo punto della partita, primo libero realizzato nella sua partita, 1 su 3 che diventa 2 su 4 e allora sono 4 i punti totali anche per Cinzia Arioli. Ultimo tiro per il CUS con Alesiani che spara da metà campo, per poco non la mette, primo ferro e allora finisce anche il primo tempo al Palacus di Cagliari. Il derby per ora sorride al San Salvatore, avanti di 10 lunghezze sul CUS Cagliari con il punteggio di 29-19. Si riprende a giocare con i quintetti iniziali: Alesiani, Niola, Bungaite, Riccardi ed Ettori per il CUS, Arioli, Lussu, Ljubenovic, Gagliano e De Pasquale invece per il San Salvatore. Qui il tiro in allontanamento da parte di Bungaite che viene bevuto dal ferro e allora accorcia sul meno 8, ora il CUS 29-21. Ricordiamo che la formazione universitaria fin qui ha ottenuto un solo successo in campionato a fronte di 2 sconfitte e una partita rinviata, quella della settimana scorsa contro Orvieto. Bilancio invece in perfetta parità per il San Salvatore, 2 vittorie nelle prime 2 giornate di campionato e poi 2 sconfitte
Curiosamente le due squadre sono state battute dalle stesse formazioni, ovvero Sanga Milano e Fassi Albino. Intanto Riccardi spara dalla lunga distanza, buono qui il tagliafuori di Ana Ljubenovic su Bungaite, il pallone portato in zona offensiva dalla formazione giallonera che si affida ad Anna Lussu. Ora Arioli che fa circolare all'indirizzo di De Pasquale, affrontata da Dettori, ancora Lussu dall'altra parte del campo, mano destra, ferma il palleggio, si affida a Ljubenovic, partenza lontano da canestro ancora contro Bungaite che allunga una mano sul pallone commettendo fallo dunque per la giocatrice lituana classe 1987. Questo è il terzo fallo della sua partita, fallo che permette ad Ana Ljubenovic di andare in lunetta con 2 liberi. Ljubenovic un punto finora nella sua partita, 0 su 4 da 2, diventano 2 i suoi punti, 0 su 0 da 3, non ha tirato da 3 punti, a farla breve. Ana Ljubenovic 2 rimbalzi nella sua partita, qui fa 2 su 2 dalla lunetta e ripristina il più 10 in favore del San Salvatore. 31-21 il punteggio. Alesiani prova a partire dal palleggio, controllata da Arioli, buono l'anticipo di Gagliano con Arioli che perfeziona il recupero, poi Gagliano in un angolo per De Pasquale, ancora De Pasquale controllata ora da 2 avversari e sceglie il passaggio all'indirizzo di Lussu che taglia molto bene e regala al San Salvatore il massimo vantaggio in questa partita sul più 12, 33-21 il punteggio, 8-20, ancora meglio il San Salvatore entrando in questo terzo quarto. Bungaite il passaggio all'indirizzo di Alesiani, ferma la sua corsa, Alesiani si affida poi a Riccardi, il pallone di ritorno ancora per Alesiani, il palleggio, ferma il pallone Alesiani, senza idee qui l'attacco del CUS, fermato il pallone con Bungaite che andava a bloccare proprio per Alesiani, palla persa qui dal CUS, sconsolato coach Ibba, sempre 33-21. Più 12 in favore del San Salvatore che ha anche la palla in mano con Capitan Lussu. Sale Ljubenovic, riceve Gagliano, prova a farsi vedere con il taglio backdoor Ljubenovic, qui capisce tutto la difesa del CUS. L'ultima a toccare però è stata Angela Dettori, a detta del duo arbitrale. Allora rimessa dal fondo ancora in favore della formazione Selargina, 7:50 per chiudere il terzo quarto. Il pallone per De Pasquale, riceve fuori Ljubenovic, mano sinistra, il pallone fuori ancora per Gagliano. Ora Anna Lussu che cerca il varco, controllata da Alesiani, la finta e poi la partenza in palleggio di Gagliano, la virata di Gagliano, il tiro appoggiandosi al vetro, altro canestro per Delia Gagliano, ritoccato il massimo vantaggio nella partita per il San Salvatore che ora sale a più 14, 35-21. Il punteggio con il San Salvatore che cerca il CUS che cerca ancora un colpo di reni per riportarsi a contatto. Qui trova un canestro facile da sotto con Angela Dettori, persa un po' dalla difesa del CUS. Già dall'altra parte velocissima De Pasquale che si affida ad Anna Lussu. Ljubenovic poi riesce a servire Arioli, la partenza di Arioli con la mano sinistra stoppata qui molto bene da Elena Riccardi. Allora parte dall'altra parte Dettori, mano sinistra, scarico per Alesiani, l'ultima mano a toccare il pallone è di Anna Lussu, dunque rimessa in attacco in favore del CUS Cagliari. 23-35 il punteggio per la formazione universitaria, 6:52 invece per chiudere il terzo quarto. Rimessa dal fondo di cui si incarica Federica Alesiani, la playmaker classe 1997, riceve ora il pallone dall'arbitro, fuori c'è Rachele Niola, presa in consegna da Lussu, Niola va dentro, appoggia al vetro, un altro canestro, mini parziale ora di 4-0 in favore del CUS Cagliari che dunque cerca di ricucire. 25-35, altro anticipo con Riccardi, lanciata in contropiede. Allora parziale di 6-0, l'urlo quasi di liberazione in panchina da parte di coach Ibba. Il CUS Cagliari c'è e risponde, parziale come detto aperto di 6-0. Time out in campo, stavolta lo deve chiamare coach Fabrizio Staico. Sentite in sottofondo l'urlo del pubblico del Palacus, segnali di vita importanti per le ragazze di coach Ibba. Con un parziale di 6-0 si sono rifatte sotto, ora prova
a ribattere il San Salvatore, che si affida alle mani di Ada De Pasquale, prende il centro dell'area, il suo tiro alzando la parabola, non è però fortunato Riccardi con un pallone praticamente impazzito, che viene controllato poi da Alesiani. Bungaite, il pallone poi per Dettori da 3 punti, Angela Dettori, 9-0 Cus che si riporta sul -5, 35-30, difficoltà prolungate ora per il San Salvatore in zona offensiva ma anche in zona difensiva. Qui raddoppiata Ljubenovic in un angolo, deve usare un po' di esperienza per cercare di ottenere quantomeno una rimessa dal fondo, e allora nel momento di difficoltà coach Staiko ricorre a Francesca Russo, che torna in campo al posto di Ada De Pasquale. Rimessa dal fondo per il San Salvatore, 5:49 per chiudere il terzo quarto. Ljubenovic fuori per Lussu e poi il pallone per Francesca Russo, accoppiata con Angela Dettori. Sale Ljubenovic per il blocco, il pallone è proprio per la slovena, che prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia. Rimbalzo lungo controllato da Rachele Niola, ora vuole attaccare con calma il Cus. Alesiani dal palleggio, il blocco di Riccardi, ancora Alesiani, persa completamente dalla difesa del San Salvatore. Grazia però le avversarie, Alesiani che si divora un canestro facile in penetrazione. 35-30, punteggio che rimane invariato, ma si era inventata praticamente un'azione offensiva davvero degna di nota. Alesiani controllata con molte difficoltà dalla difesa del San Salvatore nell'ultima circostanza. Tanto cambio nelle fila del Cus, perché è uscita Bungaite ed è tornata in campo Jennifer Bertucci. Intanto Arioli fuori per Gagliano, infrazione di passi e ancora non riesce a sbloccarsi il San Salvatore, vittima di questo parziale ancora aperto di 9-0 con Dettori, Niola e Riccardi protagoniste, in particolare 5 punti di Angela Dettori in questa fase della partita. Qui rischia ancora il San Salvatore su questo pallone che era in possesso di Lussu, gioco che riprenderà con una rimessa dal lato in favore della formazione padrona di casa. Rachele Niola è già pronta a eseguire la rimessa, il blocco di Riccardi per Alesiani che riceve il pallone, ancora Alesiani che cerca il varco per la penetrazione, poi Niola da 3 punti, sbagliato, rimbalzo di Ljubenovic che poi blocca per favorire l'azione di Anna Lussu. Russo per Ljubenovic, ancora la partenza ottima con la mano destra, in ritardo Bertucci costretta al fallo, e il terzo fallo di squadra questo per il Cus Cagliari in questo terzo quarto. Secondo fallo personale invece per Bertucci, 2 liberi, anzi no, rimessa dal fondo ovviamente per il San Salvatore, mentre Ljubenovic era pronta già in lunetta. Rimessa per Lussu, ancora Lussu presa in consegna da Alesiani. Ora Russo invece che cerca di andare 1 contro 1, tiene anche il contatto, finisce però col sbagliare, fuori equilibrio qui Francesca Russo. Allora c'è ancora spazio per l'offensiva del Cus, ancora con Niola, la finta di Bertucci, il passaggio sotto molto lucido ancora per Niola che qui tiene il contatto, non riesce però a realizzare il canestro. Sarebbe stato un gioco da 3 punti per caricare ulteriormente il Cus. Applaude coach Marcello Ibba in panchina, 2 liberi per Rachele Niola. Fino a questo momento le sue cifre parlano di 2 punti, 1 su 2 da 2, 0 su 2 da 3, 4 rimbalzi, 2 assist e 2 falli commessi. Primo libero realizzato per l'ex giocatrice dell'Antonianum Quartu, 31-35, meno 4, parziale di 11-0. Ora in favore del Cus con i 2 liberi realizzati da Rachele Niola. Vediamo se riesce finalmente a sbloccarsi il San Salvatore, fermo ormai da un'eternità, quota 35, mattonata da 3 però per Ana Ljubenovic. Allora corre Angela Dettori, il pallone in zona d'attacco ceduto poi a Federica Alesiani, il blocco di Riccardi per Alesiani, ancora Alesiani con la mano destra, cercata e trovata ora
Riccardi, ribaltamento di lato eseguito per Niola, ora Bertucci deve affrettarsi in questa conclusione, Alesiani stoppata, allora parte il contropiede del San Salvatore, Russo tiene il contatto e andrà in lunetta per due liberi, fermata fallosamente al momento del tiro l'ex giocatrice di Salerno e Battipaglia. Protesta coach Ibba, quello appena fischiato dovrebbe essere fallo commesso da Bertucci. Intanto sbagliato il primo libero da parte di Russo, che prolunga allora questa astinenza in zona d'attacco per il San Salvatore. 1-2 per Russo, allora si smuove finalmente da quota 35 il San Salvatore, ora è in vantaggio di sole 4 lunghezze sul punteggio di 36-32. Attacca Alesiani, 3:35 per chiudere il terzo quarto, lo scambio tra Niola e Riccardi, poi ancora Dettori, corridoio centrale, il suo tentativo di terzo tempo viene fermato fallosamente dalla difesa del San Salvatore. Allora altri due liberi per il Cus, mani fra i capelli per Gagliano, può portarsi sul -2. Ora la formazione universitaria, ancora indicazioni da parte di coach Ibba, gran terzo quarto fino a questo momento per il Cus Cagliari, assegno Dettori, parziale che diventa allora di 12-1. Da questo momento Dettori che segna i due liberi e permette al Cus di tornare dopo lunghissimo tempo sul -2, 36-34, in una partita che il San Salvatore a un certo punto aveva controllato addirittura sul +14, qui ancora difficoltà. Terzo quarto terribile, così come era stato a Torre Boldone per il San Salvatore, in quel caso trafitta dai colpi di Laura Fumagalli. Qui altro terzo quarto da dimenticare per le giallonere, che qui però vanno a recuperare un pallone importante con Lussu che non riesce però ad attaccare il canestro, preferisce aspettare l'arrivo delle compagne. Ljubenovic dentro per Gagliano, difficile questo pallone con Gagliano che ancora non aveva preso posizione nel migliore dei modi nel pitturato. Riccardi per un attimo pensa al tiro da tre, poi il tiro in corsa bevuto anche questo dal ferro, e allora parità a 36 con questo canestro realizzato da Elena Riccardi. Attenzione, partita che si accende e diventa incandescente al Paracus, con il pubblico che ora entra definitivamente in partita. Lussu qui scippata del pallone da parte di Alesiani, allora Cus in attacco per il possibile vantaggio. Niola con il ritorno difensivo da parte di Lussu che riesce a deviare il pallone, cambio, esce Gagliano, entra Brusa nelle fila del San Salvatore. 36-36, 2 minuti 21 secondi per chiudere il terzo quarto, rimessa in attacco per il Cus con Rachele Niola che va all'indirizzo di Federica Alesiani. Ancora Niola che scambia poi con Riccardi, circolazione perimetrale per Dettori, tantissimo spazio per il tiro da 3 punti di Dettori, che qui però sbaglia con questo airball, non trova nemmeno il ferro la giocatrice ex tra le altre Virtus Cagliari e Broni. 36-36, allora in attacco il San Salvatore per riprendere la testa di questa partita. Brusa prova ad attaccare dal palleggio, Bertucci va dentro, butta via il pallone, recuperato in qualche modo da Ljubenovic, errore da sotto però anche per Ana Ljubenovic. Allora contropiede 3 contro 2 con Alesiani, fermata fallosamente da Anna Lussu. Involuzione davvero inspiegabile del San Salvatore in questo terzo quarto. Coach Staiko ancora davvero sembra sconsolato quasi in panchina. 2 liberi per Alesiani che allora può portare in vantaggio il Cus. 36-36 il punteggio, 1:50 per chiudere il terzo quarto. Alesiani sbaglia il primo libero. Federica Alesiani fino a questo momento 6 punti, 3 su 6 da 2, 0 su 2 da 3, un assist, 2 falli commessi. Ancora una chance a cronometro fermo per lei, 0 su 2, rimbalzo di Brusa, si rimane a quota 36. Cus che non riesce a prendere allora la testa di questa partita, si rimane in perfetta parità. Schema pollice chiamato da
Anna Lussu, si va sul perimetro dove c'è Francesca Russo, si fa vedere dall'altra parte, riceve Cinzia Arioli, serve nelle fila del San Salvatore anche la sua esperienza in questo momento della partita. Russo con l'esitazione e poi il tiro in step back appoggiato al vetro, gran canestro qui di Francesca Russo, 12 punti nella sua partita, 3 su 7 da 2, 1 su 1 da 3 punti, canestro importantissimo per Francesca Russo, ancora miglior marcatrice nelle fila del San Salvatore che qui riesce a recuperare il pallone e a affidarlo nelle mani di Anna Lussu. Ora Russo che scambia con il suo capitano Arioli, qui prova la partenza in palleggio contro Niola che si fa ingolosire un po' troppo dalla ricerca del pallone, commette fallo, esce Niola, entra in campo Canalis perché quello appena commesso era il quarto fallo di Rachele Niola. 54 secondi al termine del terzo quarto, 2 liberi per Cinzia Arioli, partita non brillantissima la sua fino a questo momento, realizza qui il quinto punto della sua partita, 3 su 5 liberi per Cinzia Arioli, 40-36 che diventa 41-36, riesce a rimettere un cuscinetto di punti di vantaggio il San Salvatore che nel frattempo ha provveduto a un altro cambio. È uscita proprio Cinzia Arioli, 6 punti per lei ed è entrata in campo Michela Laccorte che va a difendere su Dettori. Ora il pallone per Riccardi, ancora Dettori, le lascia lo spazio per il tiro, Laccorte circola bene, ora il pallone nell'attacco del Cus Alesiani, Canalis e ora ancora Dettori che vuole la partenza in palleggio. Bertucci allo scadere dei 24 trova solo il secondo ferro, rimbalzo conquistato allora da Manuela Brusa, 27 secondi per chiudere il terzo quarto, non potrà andare fino in fondo il San Salvatore che ora si affida a Michela Laccorte, sale Brusa per il blocco, mano sinistra per Laccorte, guarda il canestro Russo, importante con la sua tripla in precedenza, qui fermato dal fallo di Dettori che va a cercare il pallone, tocca anche il polso della sua avversaria, viene sanzionata con il fallo che permetterà a Francesca Russo di andare in lunetta con 2 liberi, terzo fallo della partita di Angela Dettori, 12 punti, lo abbiamo detto in precedenza fino a questo momento per Francesca Russo, 3 su 7 da 2, 1 su 1 da 3, 3 su 4 ai liberi che diventa 3 su 5 in virtù di questo errore, frastuono al Palacus, derby accesissimo. Francesca Russo 0 su 2, inusuale per lei ma riesce a recuperare il rimbalzo, in qualche modo qui il fallo speso da Claudia Canalis su Francesca Russo che dunque potrà ancora andare in lunetta per cercare di far meglio rispetto a quanto fatto in precedenza. 3 su 6 fino a questo momento ai liberi per la giocatrice nata a Tarquinia in provincia di Viterbo il 13 novembre del 1996, qui segna il primo libero, anche uno scudetto Under 17 per lei nelle fila della Fortitudo Rosa a Bologna. 2 su 2 per Russo, 14 punti personali, 6 secondi per l'ultimo attacco del Cus che si affida ad Alesiani, difesa ottima però qui da parte di Lussu, si dispera Alesiani perché il ferro con un po' di sfortuna per lei rifiuta questo pallone. Termina il terzo quarto, un terzo quarto accesissimo. Il San Salvatore Selargius dopo una lunga fase di difficoltà con un parziale di 7-0 è riuscito a riportarsi davanti e ora comanda sul 43-36. Ancora 10 minuti per decidere questo bellissimo derby che tornava dopo una ventina d'anni tra Cus Cagliari e San Salvatore Selargius, derby che fino a questo momento non ha assolutamente tradito le aspettative, partita che è tornata in equilibrio nel corso del terzo quarto dopo il più 14 San Salvatore, il cuore del Cus ha riportato la partita in parità, ma ora il parziale selargino diventa di 9-0 con questo canestro realizzato da sotto con potenza fisica da parte di Manuela Brusa. Allora 45-36, tantissimo spazio per la tripla di Canalis, sfortunatissima qui l'ex giocatrice dell'Astro Cagliari, allora recupera il rimbalzo molto bene Ljubenovic che porge poi il pallone all'indirizzo di Anna Lussu. Ora Russo per Ljubenovic, ancora il pallone che torna nelle mani di Michela Laccorte, anticipo di Dettori su Russo, voleva un fallo la giocatrice in canotta numero 13 nelle fila del San Salvatore, rimessa dal lato per le Selargine con
Michela Laccorte a eseguire, si smarca e riceve Francesca Russo, ora il pallone per Capitan Lusso, esce dai blocchi Michela Laccorte, accoppiata con Canalis, blocco di Ljubenovic, ancora mano sinistra per Laccorte, qui stoppata da Canalis allo scadere dei 24 secondi, rimessa dal fondo, c'è ancora probabilmente tempo per un attacco del San Salvatore, non è così perché il direttore di gara corregge la sua prima indicazione e assegna il pallone al Cuscagliari che provvede anche a un altro cambio, esce Jennifer Bertucci, torna in campo Elena Riccardi, molto importante al pari di Angela Dettori in quel parziale di 11-0 che ha permesso al Cus di tornare in parità nel corso del terzo quarto sul 36-36. Attacca intanto Federica Alesiani che chiama vicino a sé Riccardi poi ricacciata in dietro, blocco di Bungaite, ancora Riccardi, attende il taglio di Angela Dettori, il tiro in allontanamento è vincente, altro canestro di Angela Dettori, -7. Ora Cus 45-38 il punteggio, mentre attacca Anna Lussu dal palleggio, presa in consegna da Alesiani, il pallone in punta per Brusa, ceduto poi per Laccorte, ha tanto spazio per la tripla Laccorte, è una tiratrice, però sbaglia anche in questo caso Michela Laccorte, qui si tuffa sul pallone, riesce a recuperarlo Ana Ljubenovic con grande carattere, infrazione qui da parte di Manuela Brusa, fallo in attacco di Brusa che si becca poi anche con Riccardi, usa probabilmente un po' troppo le braccia a giudizio degli arbitri, l'ex giocatrice dell'Antonianum, ancora sguardi non proprio distesi con Riccardi, palla persa dal San Salvatore che aveva un contropiede invitante in precedenza, lo ha vanificato in questo modo con questo fallo in attacco, consegnato intanto di Alesiani per Dettori, ottima la virata di Dettori, controllata però poi bene da Brusa, pallone sul perimetro per Alesiani, si allacciano Ljubenovic e Bungaite e se non ho visto male c'è un fallo antisportivo combinato ai danni di Ana Ljubenovic che lamenta dal canto suo una trattenuta addirittura alla gola da parte dell'avversaria, duello che continua a fare scintille tra Ljubenovic e Bungaite, duello tra giocatrici dell'Est, giocatrici di tecnica ma anche di temperamento e lo stanno dimostrando, due liberi più possesso per il Cus, Bungaite in lunetta segna e arriva così a quota 5 punti segnati nel corso di questa partita. Julita Bungaite che è la miglior realizzatrice nelle fila del Cus con 14,3 di media, un po' lontana dai suoi standard statistici quest'oggi la giocatrice classe 1987, arriva a quota 6 punti segnati con questo 2-2, cambio nelle fila ancora del San Salvatore con Laccorte che lascia il campo a vantaggio di Cinzia Arioli, 8 minuti 2 secondi per chiudere il match, più 5 San Salvatore, attacca ora il Cus con Alesiani dal palleggio, presa in consegna da Lussu, il blocco di Bungaite, un'autostrada per Alesiani, in qualche modo uno scarico che arriva nelle mani di Riccardi, errore di Riccardi, recupera il rimbalzo Arioli, qui esagera con la pressione, Alesiani va a spendere questo fallo su Arioli, vediamo quanto è arrivato il conto dei falli per Alesiani, 4 falli e allora questo diventa un problema per coach Iba che lo avrete notato ha a sua disposizione una rotazione davvero molto corta. Rimessa dal lato eseguita, se non ricordo male, solo Canalis e Bertucci sono entrate dalla panchina nelle fila del Cus nel corso di questa partita. Intanto possesso con palla a lungo ferma in attacco per il San Salvatore, qui passi da parte di Lussu che aveva trovato un buon taglio in precedenza, pallone perso in maniera banale. Coach Staiko chiede ancora energia alla sua panchina, tornerà in campo Ada De Pasquale proprio al posto di Capitan Lussu, 5 per Anna Lussu che si accomoda ora in panchina. Possesso in attacco per il Cuscagliari con Riccardi, il taglio di Dettori, riceve ora Alesiani, gravata lo ricordiamo di 4 falli, qui buona linea di fondo per Riccardi però controllata bene dalla difesa del Cus con un raddoppio. De Pasquale, pressione su Alesiani che sbaglia anche in questa circostanza, Arioli è già dall'altra parte, prova a mettere in ritmo De Pasquale per la tripla a segno
Ada De Pasquale con questo canestro pesantissimo, sesto punto della partita di Ada De Pasquale, nuovo a lungo San Salvatore sul 48-40, 6,50 per chiudere il match. Ancora il Cus in attacco con Niola che rallenta un po' il ritmo delle operazioni, cambio di mano su Arioli, esagera un po' qui, chiede un po' troppo alle sue doti di ball handling forse Niola, soprattutto contro una giocatrice esperta come Cinzia Arioli. Interruzione del gioco, chiamata la palla contesa e Freccia che premia il Cus che potrà avvalersi di questa rimessa dal fondo a 6 minuti 36 secondi dal termine della partita, 3 secondi sul cronometro dei 24 per le universitarie che dunque dovranno affrettarsi. Qui Bungaite ferma il pallone, Alesiani che non ha tempo per andare fino in fondo, infatti scade il cronometro dei 24, tripla di De Pasquale in precedenza pesantissima per portare il San Salvatore sul +8 dopo questa nuova reazione da parte del Cus Cagliari. 48-40 ora il punteggio, mentre attacca il San Salvatore che si affida ad Ana Ljubenovic, consegnato per Arioli, cambio di mano di Arioli e poi step back, il tiro a segno per Cinzia Arioli, giocata di classe ora per la giocatrice classe 1984, ex capitano del Cus Cagliari, maglia che era diventata ormai la sua seconda pelle. +10 San Salvatore con questo canestro realizzato da Cinzia Arioli. Alesiani ora prova a rispondere, Riccardi dentro da Bungaite, la finta e la partenza in palleggio contro Ljubenovic, muove il perno la lituana e allora palla persa dal Cus con cambi anche prima però dell'esecuzione dei cambi ci sarà un timeout che in questa circostanza è stato chiamato da coach Marcello. 50-40 il punteggio quando ci stiamo avvicinando alla metà esatta di questo ultimo quarto di gioco al Palacus. Spalle a canestro De Pasquale contro Alesiani, poi il tiro dall'angolo sbagliato e non di poco da parte del nuovo ingresso nelle fila del San Salvatore, si tratta della classe 2000 Francesca Mura, poi partenza in palleggio di Riccardi che torna fuori da Niola, smarcata qui Bungaite, tiro in allontanamento sfortunatissimo per la giocatrice che vanta nel suo repertorio anche un'esperienza oltreoceano in NCAA nel college di Hawaii. Cus Cagliari che riesce comunque a mantenere il possesso del pallone con una rimessa dal fondo. L'ultima giocatrice a toccare a rimbalzo è stata appunto una ragazza del San Salvatore. 5-21 per chiudere il match, +10 rotondo in favore delle giallonere, ma partita ancora apertissima, manca un'eternità. Bungaite con il consegnato per Alesiani che ha spazio per il tiro da 3, hanno lavorato bene sul gioco a 2 qui Bungaite e Alesiani che può mettere quel tipo di tiro. Attacca dall'altra parte il San Salvatore, buona la finta di De Pasquale che si butta dentro e trova il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi a 5 minuti e 5 secondi dal termine del match. De Pasquale con un canestro importantissimo nel corso di questa partita, 6 punti finora per lei, 1 su 2 da 2, 1 su 3 da 3, 1 su 1 ai liberi e un rimbalzo. Queste sono le sue cifre, 7,7 invece di media nel corso di questa stagione. Errore col primo libero, impreca in panchina lo storico dirigente del San Salvatore Gabriele Cinus. 1 su 2 dalla lunetta, +11 San Salvatore con ancora De Pasquale. 40-51 il punteggio qui, altro fischio arbitrale, Cus che potrà rimanere in zona offensiva. Cambio per coach Fabrizio Staico, esce Ana Ljubenovic che raccoglie l'applauso del suo pubblico, torna in campo Francesca Russo, 14 punti per lei. Per Ljubenovic invece 3 punti, 0 su 5 da 2, 0 su 2 da 3, senza canestri dal campo. La giocatrice slovena, davvero un dato inusuale per lei. Lo scorso anno in doppia di media ha terminato il campionato. Qui fallo su Rachele Niola che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Rachele Niola, un'occhiata anche alle sue statistiche,
4 punti, 1 su 2 da 2, 0 su 2 da 3 e 2 su 2 ai liberi, con 5 rimbalzi, 4 falli anche per lei. Primo libero a segno per Rachele Niola, 2 su 2 e allora rimane lì il CUS, 51-42 il vantaggio per la formazione Selargina, che ora attacca con Ada De Pasquale. Il pallone poi per Arioli, il giro dorsale con Niola che però non si lascia sorprendere. Ancora Arioli dietro schiena, vuole una soluzione personale, 8 secondi per il tiro, pallone sporcato qui sulla linea di passaggio da Angela Dettori. San Salvatore che rimane in attacco con Francesca Mura che lascia l'incombenza della rimessa a De Pasquale. L'uscita dei blocchi di Arioli, sale Gagliano, anzi Brusa per il blocco, tiro da 3 per Arioli, solo primo ferro per lei ma riesce a garantire un extra possesso De Pasquale. Ora il pallone ancora per Cinzia Arioli, un'occhiata dentro di Mura che si affida ancora al suo playmaker Cinzia Arioli. Il blocco di Russo, vuole fare tutto da sola, ancora Cinzia Arioli, ancora sfortunata, rimbalzo di Dettori stavolta per il Cus che può ancora cercare di ricucire Bungaite, ricezione pericolosa in corsa per lei che è un pivot, errore per Bungaite. E allora dall'altra parte il San Salvatore con Russo che guarda il canestro, sfida dal palleggio Riccardi, il cambio difensivo accettato da Riccardi. Ora Russo che però non va 1 contro 1, preferisce affidarsi a Brusa, poi De Pasquale contro Alesiani, la virata da parte di De Pasquale, il blocco di Russo, 1 secondo per il tiro del San Salvatore, ancora un airball per Francesca Mura, scade il cronometro dei 24 con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Un'occhiata alla panchina per coach Staiko, 3 minuti 25 secondi al termine, più 9, San Salvatore 51-42. Alza ora la pressione difensiva il San Salvatore, ma solo per un attimo. Alesiani può portare il pallone con tutta tranquillità in zona offensiva. Ora il blocco di Bungaite, ancora il possesso del CUS con Dettori che lascia sul posto Cinzia Arioli. Arioli costretta a un fallo quasi terminale su Angela Dettori che finisce a terra, è caduta un po' male sulla schiena, in particolare Angela Dettori. Nulla di grave per lei che potrà andare in lunetta con i suoi 2 tiri liberi. Intanto cambio per il San Salvatore con Francesca Mura che esce ed entra invece sul parquet torna in campo meglio Anna Lussu, c'è da asciugare il parquet. Riepiloghiamo allora la situazione di punteggio, più 9 San Salvatore Selagius a 3 minuti e 12 secondi dal termine. Angela Dettori in lunetta, buona la sua partita, finora fatta di 11 punti con 3 su 4 al tiro da 2, 1 su 4 ai liberi, 3 su 3, o meglio 1 su 4 da 3, 3 su 3 ai liberi, 4 rimbalzi, ora diventa 4 su 4 ai liberi. Allora sono 13 punti di Angela Dettori, 44-51, partita che rimane aperta al Palacus mentre attacca il San Salvatore con De Pasquale, poi con Lussu, ancora De Pasquale invitata al tiro da 3 punti, secondo ferro, sportellate a rimbalzo tra Brusa e Bungaite, ne esce vincitrice la lituana. Il pallone per Alesiani, in possesso del pallone, ancora Alesiani, presa in consegna da Lussu. Alesiani che ribalta, o meglio provava a ribaltare il lato, Bungaite poi non è riuscita a controllare il pallone che torna dunque in possesso del San Salvatore a 2 minuti e 39 secondi dal termine. Esce Alesiani con 4 falli a carico, torna in campo Canalis, vuole averla fresca per il rush decisivo della partita. Coach Marcello Ibba chiama lo schema testa intanto Anna Lussu, il pallone per Cinzia Arioli e poi per Francesca Russo. De Pasquale prova a prendere la linea di fondo, la difesa però di Angela Dettori che le ostruisce la strada, le finte di Russo dal palleggio, cerca un difficile tiro con la mano sinistra, si spegne il cronometro dei 24 secondi, nulla di fatto per questo attacco del San Salvatore. Time out in campo a chiamarlo è stato ancora una volta coach Marcello Ibba.
Rimessa dal fondo eseguita dal Cus con Claudia Canalis che torna in possesso del pallone, presa in consegna da Lussu, ancora Canalis con la mano sinistra a dettare i tempi nell'attacco universitario. Riccardi ribalta il lato, bene in ritmo, Dettori da 3 punti, sbaglia, persa, rimbalzo, Bungaite che poi va a lottare con Arioli per il possesso di questo pallone. Arioli riesce poi a servire in qualche modo De Pasquale, 1,50 per chiudere il match, usa anche il cronometro. Ora il San Salvatore che affida il pallone a Cinzia Arioli, Arioli accoppiata con Bungaite, anzi con Riccardi, vuole attaccarla dal palleggio, si trattava proprio di Bungaite, il tiro in allontanamento a segno per Cinzia Arioli, canestro importantissimo questo in step back, l'ex capitano del Cus ci mette la firma e allora nuovo +9 San Salvatore, 53-44, 1 minuto e 37 al termine dell'ultimo quarto di gioco. Intanto le squadre ci avevano tratto in inganno, non c'è time out, c'è bensì un cambio già eseguito. In precedenza Bungaite accoppiata con Cinzia Arioli non è riuscita a tenere l'1 contro 1, canestro pesantissimo che può indirizzare una volta per tutte il match, quello di Cinzia Arioli che a scapito insomma di una prestazione non di primissimo ordine è riuscita comunque in questo finale a farsi sentire con la sua esperienza. E ancora Cinzia Arioli in possesso del pallone con la finta, fa secca Alesiani, buono anche lo scarico per De Pasquale che però non trova il tempo per il tiro. Ancora Lussu, il tiro dalla media distanza sbagliato, buono il rimbalzo con grande energia da parte di Angela Dettori che poi prova a correre in contropiede, costretta ad arrestarsi. Alesiani dal palleggio, siamo entrati nell'ultimo minuto della partita, la rincorsa disperata da parte del Cus Cagliari con 3 possessi di distanza, qui errore di Riccardi, rimbalzo ancora di Dettori che poi si divora il canestro da sotto, fallo poi evidente su Rachele Niola e proteste da parte di Ana Ljubenovic che a suo dire aveva toccato il pallone. Fallo di Ljubenovic, dovrebbe essere il 4º personale della sua partita e così liberi per Rachele Niola. Proteste ora da parte di Ljubenovic e di Lussu, mentre Niola è pronta in lunetta. 53-44 il punteggio, 6 punti finora per Niola, 41 secondi al termine, primo libero a segno ancora per Niola che sale così a quota 7 punti segnati. Ancora Niola con una chance, errore ma c'è il rimbalzo di Riccardi, pallone che viene riassegnato al San Salvatore in questo caso, rimessa dal lato, invasione in occasione del tiro libero. Qui coach Fabrizio Staico a colloquio con Russo, cambio per coach Ibba che fa alzare per un attimo dalla panchina Canalis, cambia poi idea, però il cambio probabilmente va eseguito, cambio viene eseguito rompendo gli indugi dal San Salvatore con Denise Pinna, classe 2001, che fa il suo esordio in questa partita. 40 secondi dal termine sul +8 per il San Salvatore, 53-45 il punteggio. Russo dall'altra parte tocca il pallone da dietro ma tocca anche il braccio a giudizio degli arbitri. Angela Dettori, fallo che permetterà al San Salvatore di rimanere in possesso del pallone. Continua la girandola dei cambi nella panchina del Cus, esce Dettori, 5º fallo della sua partita molto generosa per lei che chiude con 13 punti realizzati, 3 su 5 da 2, 1 su 5 da 3, 4 su 4 di liberi, 6 rimbalzi. Intanto eseguita la rimessa da parte del San Salvatore con Lussu che trova il corridoio centrale, va in un angolo da Russo da 3 punti, errore, rimbalzo di Ljubenovic importantissimo, tiene vivo per il San Salvatore Canalis che poi vuole spendere il fallo su Arioli, ci riesce a 20 secondi dal termine con il San Salvatore che è riuscito a mantenere il +8, 20 secondi dal termine. Vediamo se commette ancora fallo intenzionale qui il Cus, probabilmente lascia scorrere con la partita che ormai decisa. Speso invece il fallo su Arioli da parte di Canalis
pubblico che comincia a defluire qui dal Palacus che era pieno in ogni ordine di posto quest'oggi per assistere a questo derby che non ha tradito le aspettative, partita che permette al San Salvatore di guadagnare il terzo successo in campionato, permette anche alla squadra allenata da coach Fabrizio Staico di salire a quota 6 in classifica e inseguire ancora il gruppetto di inseguitrici della Geas Sesto San Giovanni, capolista solitaria del girone A con 8 punti fino a questo momento, ovviamente in attesa delle altre partite. Intanto chiude con una tripla Rachele Niola la partita, finisce qui il derby, sorride al San Salvatore Selagius che espugna il Palacus di Cagliari con il punteggio finale di 55-45. Un'occhiata alle statistiche: miglior realizzatrice per il San Salvatore Francesca Russo con 14 punti, alle sue spalle Cinzia Arioli a 12, per il CUS invece 13 punti a testa per Elena Riccardi e Angela Dettori. Terza sconfitta in campionato su 4 partite disputate invece per il CUS, che comunque quest'oggi ha prodotto un notevole sforzo giocando una partita di gran carattere, per larghi tratti è stata lì a lottare assieme al San Salvatore. Fabrizio Staico, vittoria nel derby, 2 punti sono importante anche la prestazione per 3 quarti di partita almeno, il terzo quarto continua a essere un problema per questa squadra. No, senza dubbio, poi c'è da dire che quando si entra nel terzo quarto chiudiamo il secondo quarto sempre con un'inerzia a nostro favore, quindi magari è anche prevedibile che l'altra squadra entri in campo con una carica e una determinazione differente, c'è anche da valutare questo aspetto, magari noi ci dobbiamo dobbiamo prepararci un po' magari su queste situazioni di aggressività, come d'altronde lo è stato il primo quarto, i primi minuti di gioco, c'era grande intensità, grande fisicità, grandi contatti e siamo un po' riusciti a uscire da quelle situazioni, quindi dobbiamo riproporre lo stesso prodotto del primo quarto magari anche al terzo quarto. In particolare l'intensità difensiva nei primi 2 quarti ha colpito, è quella la chiave per questa squadra per cercare di competere ad alto livello in questo campionato? Assolutamente sì, non siamo senz'altro una squadra che si può presentare come un attacco indipendente, cioè della serie vinciamo di un canestro, ma forse è meglio vincere nel togliere un canestro a un avversario, senz'altro la mentalità deve essere questa. Marcello Ibe è arrivata la terza sconfitta in campionato per il CUS, però si è visto un CUS in formato derby quest'oggi, con grande agonismo, con grande orgoglio. Sì, sicuramente abbiamo interpretato il derby in maniera forse poco più intensa, ma la nostra squadra è quella che si vede qua, noi abbiamo tanta voglia di fare, però i nostri obiettivi sono diversi da quelli, noi non abbiamo annunciato nessun proclama, noi dobbiamo solo salvarci, io credo e spero e credo, ripeto fortemente, che la mia squadra si salverà. Noi abbiamo una squadra più corta, la gente che vede la partita magari tramite voi, e sono felicissimo che esista, magari conosce meno il campionato, quindi è difficile vedere le partite così. Ci sono squadre che sono nettamente più attrezzate, il San Salvatore è una squadra più attrezzata rispetto a noi, ha 8-9 giocatrici pronte anche per un derby, pronte per una 2, noi abbiamo una squadra costruita per salvarci con tante difficoltà di costruzione, quindi noi vogliamo salvarci. Se vinciamo il derby bene, se vinciamo con Empoli bene, quando vinciamo. Questa è la nostra filosofia e questo è il nostro obiettivo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport